Odio l'estate, così noiosa e insulsa. Mai niente di nuovo. Tranquillo, non agitarti, non hai sentito la novità su Radio Press? No, che c'è di nuovo? Il programma più fresco dell'estate 2008. Feste portoghesi a Villa Novatulo. Sì, ora ricordo. Quando va in onda, Valentino? Il sabato alle 12.35 e in replica la domenica alle 11.30 e il martedì alle 11.05. Dal 12 luglio al 16 agosto. I portoghesi esclusi ci racconteranno tutte le feste, i giochi e le sagre che si svolgeranno nel loro ridente paesello. Feste portoghesi a Villa Novatulo, non mancate. Secondo me questi portoghesi stanno esagerando. Mais pourquoi? Sto iniziando a sentirli un po' troppo alla radio. Frigadini, noi stiamo qui in spiaggia. Loro lasciali preparare il programma negli studi senza climatizzatore. Già, hai ragione. Poi se mi stufo, cambio stazione. Pronto? Pronto Daniele, sono Manuel Lai, su Villegino Lai. Ciao Manuel, Tavaride. Bene, senti, ma ti sto chiamando a proposito delle feste che state organizzando, che devo farmi anche il biglietto dell'aereo, sai, per trovare qualche biglietto a buon prezzo. No Manuel, no, sicuramente c'è stato un malinteso, Sì, ecco, è come malinteso. Mi è arrivata anche la mail per le feste con Beati Paoli, Mastelloni, Franco IV e Franco V. Le feste sono finte, Manuel. L'hai letta tutta l'email? Finte? Sì. Come finte? Ma io pensavo che... No, sono frutto della fantasia. Pitero. No. No. Dottore Chessa, la Romagna. No, niente. No, è finto. Che voi possiate bruciare all'inferno, portoghesi esclusi. Ci dispiace, Manuel. Che l'ira di Dio si abbatta su di voi, portoghesi maledetti. Ma no, Manuel. Tu, Daniele, partorirai con grande dolore e Tore guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte. Questa l'ho già sentita, però no, Manuel, no. Scusa. Va ora in onda Feste portoghesi a Villa Novatulo. Feste portoghesi a Villa Novatulo, bentornati. Tore, ti chiedo scusa. No, Tore, per caso, forse è il caso che ti togli quell'annaffiatoio giallo da davanti alla bocca, altrimenti non si sente nulla. Così mi sentite? Ecco qua, buongiorno a tutti. E sono tornati i portoghesi esclusi qui da Villa Novatulo, il paese di 1200 abitanti più bello del mondo. Feste portoghesi a Villa Novatulo è il titolo del nuovo programma radiofonico. Feste Sì. che si svolgono a Villa Novatulo, tutte finte e inventate. Sì, è giusto dirlo questo. Il tramite è Radio Press, noi ci colleghiamo con Radio Press e vi raccontiamo queste grandi Che manifestazioni. poi sono feste bellissime. Sì, la C'è grande. tanta gente, sentite il bagno di folla che è qui dietro di noi. Propongo un applauso. Grazie. Grazie, sentite. Ora noi stiamo per andare sul palcoscenico e raccontare a tutti voi queste bellissime feste. Tore, io la vorrei chiamare così, questa grande estate villanovatulese, permettimi di dirlo. Sì, Sei sono un po' d'accordo con emozionato. te, sì, sono emozionatissimo. Potrei essere al mare in questo momento, ma ci sono perché questa puntata è registrata. Appunto, non siamo in diretta. Io direi subito di iniziare. Sì. Raccontiamo queste grandi feste. Io sono pronto. Buon divertimento, migliaia di turisti qui, migliaia. Ehi tu, fai spazio! Arrivano i portoghesi esclusi! Guarda, arrivano saltellando! Ed eccoci qui nella splendida cornice del Colle di San Sebastiano. Vi ricordo che queste sono feste portoghesi e sono completamente inventate. È giusto ricordarlo, l'aria qui, Tore, è rarefatta. Ricordo ai nostri amici che ci troviamo a circa 800.000 metri di altitudine. Siamo Attenzione. proprio di fronte alla chiesetta di San Sebastiano, una chiesa che se somigliasse al Duomo d'Assisi sarebbe sicuramente criticata per il suo impatto ambientale. Indubbiamente. Insomma. Vi racconteremo una simpatica sagra che sta per svolgersi qui sotto la pineta che costeggia il Tempio Cattolico. Cosa? Il Tempio Cattolico è l'unico sinonimo di chiesa che mi è venuto in mente. Si tratta della sagra delle impronte digitali, fortemente voluta e finanziata dal Ministero degli Interni. Che peraltro ringraziamo, grazie. Molto bene, allora i presenti su indicazione delle forze dell'ordine bagneranno i loro polpastrelli. Scusatore se ti interrompo, Sì. ma non sentivo la parola polpastrelli da almeno 6 mesi. Questo Grazie. è molto bello, Daniele. Dicevo, bagneranno i loro polpastrelli su di un tampone grondante inchiostro. L'inchiostro è offerto dalla pescheria Padroni Griffi, che ha fornito
fornito agli organizzatori un numero imprecisato di molluschi cefalopodi che saranno poi spremuti. Chiedo scusa, non ho capito cosa ha offerto la pescheria. Molluschi cefalopodi. Seppie. Vado avanti, perdonate il termine, vengono fatte incazzare in prossimità di questi tamponi, onde imbeverli, ammesso che il verbo esista in questa forma, di inchiostro. Tanti presenti a questa interessante manifestazione e tante le parentetiche aperte nella tua frase. Ecco, vedo i bambini di varie etnie. Continuo a spiegare. Allora, bambini, una volta imbevute le dita nell'inchiostro, gli astanti premeranno con forza i polpastrelli su di un foglio A4 bianco e si scambieranno le impronte tra di loro, così, con gioia. Sì, uno scambio di impronte tra tutti i bimbi, questo è molto bello. È molto bello, Tore, ma non è proprio così. Infatti, le impronte dei bimbi dell'etnia che ultimamente fa un po' da capro espiatorio dei mali dell'Italia, invece sono sistemate in un faldone e con molta eleganza recapitate in prefettura. Con molta eleganza, mi raccomando. È solo quelle. Comunque è un ottimo metodo, soprattutto così l'Unione Europea non si accorge di nulla. Attenzione, la sagra inizia in questo momento, ecco la gioia dei bimbi. Che bello, senti che bello. Prendono le impronte in questo momento, che vitalità. Sì. Questa è la gioventù. E ora il momento dello scambio e della conservazione, chiamiamola così, delle impronte dei bambini dell'etnia straniera. Sono molto emozionato, Tore. Tutto termina anch'io. Purtroppo, anche le cose più belle, ed è venuto il momento dei buffet. Ci sono più buffet? Sì, uno è per i buoni e uno per i cattivi. Che bello. Bellissimo. Passiamo subito a un brano musicale, intanto ci spostiamo, ci sentiamo più tardi, in linea alla regia. Feste portoghesi a Villanova Tulo, Radio Press, portoghesi esclusi, tutto molto finto, ma cosa c'è? C'è folklore, c'è musica. C'è cultura, Daniele. Soprattutto cultura, non dimenticarti della cultura, perché oggi cosa succede, Daniele? Dove c'è cultura c'è la presentazione di un libro, ormai si usa. Oggi presentiamo un bel libro, eccolo che sta facendo il suo ingresso sul palco. Signore e signori, ecco a voi il libro. Salve, buonasera. Grazie. Complimenti. Arrivederci. Bene, abbiamo presentato il libro, ora è il momento di andare avanti. Sì, esatto, Daniele, perché solo a Villanova Tulo potevano organizzare un evento così finto e demente. No. Sì, ma vorrei sapere proprio chi è che pianifica queste manifestazioni. Dai, bungee jumping estremista. Io vorrei sapere chi le finanzia. Hai ragione. Ma il mistero ancora più grande è come è possibile trovare concorrenti così affiatati che si sfidano fino all'ultima goccia di sudore per portare a casa un trofeo, a dir poco insulso. Perché dici così? In che senso insulso? Beh, amico, il terzo premio è un panetto di burro, il secondo premio un piede da comodino, mentre per il primo classificato c'è un comodino senza un piede. Beh, amico, credo che l'ideale sarebbe arrivare primo e secondo contemporaneamente. Ma torniamo all'evento sportivo di oggi. Clima umido, temperatura satura, leggera brezza che giunge da ovest, ma ininfluente per i nostri agonisti. Complimenti per il termine agonisti, non lo sentivo da lontano 82, da quando Beppe Bergomi sfoderava dei baffi non indifferenti. Dottore, nell'82 non eravamo nati. Lo so, però esistono i filmati dell'Istituto Luce. Dottore, stai confondendo Bergomi con Stalin. Chi? Per i nostri amici all'ascolto, oggi si terrà qui a Villanova Tulo il terzo campionato mondiale di bungee jumping estremista. Bungee jumping perché ci si lancia con un elastico nel vuoto. Ed estremista perché i giudici di gara alla fine si faranno esplodere in mezzo alla folla. Folla costituita da tanti personaggi futili tipo Pupo, Costanzo, Pippo Franco, Baudi, Bettarini, MTV. 3 multisale a Cagliari, a Villanova Tulo neanche una, Ron Moss, Cesare Cremonini e Will Smith. Gli atleti, molti dei quali aspiranti suicidi, si annoderanno un elastico al collo e si lanceranno, pensate un po', dall'altezza di 2 metri. 2 metri, sì, dal ponte, il ponte Magia sul Flumendosa, ricostruito per l'occasione molto più piccolo. Ad accoglierli negli ultimi 10 centimetri di volo ci sarà, sdraiato a terra, Platinette, un eclettico essere dai genitali indefiniti che in tanga e a braccia aperte attenderà lo schianto dei disputanti. I concorrenti naturalmente sono tutti dei simpatici nanetti alti non più di 80 centimetri, altrimenti non si spiegherebbe l'altezza del volo di 2 metri. Sono sicuro che gli ascoltatori più fantasiosi hanno cercato di immaginarsi tutto ciò che abbiamo appena descritto. Se al posto della scena vi si è materializzato il vostro vicino che effettua dei gargarismi con delle puntine da disegno, abbiamo raggiunto il nostro scopo. Daniele, ecco il primo salto, si è già lanciato il nanetto russo che a metà strada, a metà volo, inizia a piangere per lo spettacolo che gli si presenta di fronte. Vorrebbe tornare indietro ma non può. Ecco lo schianto.
Credo che quella tifosa è davvero una pupa, amici. Ma torniamo al lancio, mancano pochi centimetri. Ecco, sta per toccare il lardo di Platinet. Manca davvero poco. Salve, sono il trasmettitore di frequenze di Radio Press. Credo sia la cosa migliore staccare il collegamento proprio adesso. Non sentivo così tante freddure e concetti astratti da quando Beppe Bergomi, in viaggio di nozze a Mosca, venne scambiato per Magnum P.I. Tanta gente che viene qui a Villa Novatulo, naturalmente per finta, tanta gente che ha bisogno di dormire, di mangiare, eccetera. Il paesello di 1200 abitanti si è organizzato costruendo degli agriturismi, delle strutture che possono ospitare tanti turisti. Come le Olimpiadi, Tore, abbiamo costruito le strutture apposta per questi grandi eventi dell'estate Villanovatulo. Speriamo ci porti bene. Noi mandiamo degli spot per farvi sentire, farvi scegliere, darvi modo di scegliere l'agriturismo più adatto alle vostre esigenze. Ecco il primo, prego, godetevelo. Linea alla regia. Aria pulita, verdi prati e cucina tipica della Sardegna. Tutto questo nell'agriturismo della famiglia Antani. La nostra struttura antibody, aperta tutto l'anno, è stata purtroppo svaligiata più e più volte. Da allora apriamo solo su prenotazione. E se la ASL fa un sopralluogo? Sbiriguda! La famiglia Antani, presso la sua struttura, ha un'ampia sala fornitissima di prosciutti, guanciali e capocollo. Tutti ricavati da ottime carni di origine controllata. Già tutto bello, i prati, i prosciutti, l'aria pura, ma se uno come me per esempio è vegetariano? Niente paura. Se sei vegetariano, per te c'è l'occhiello di privilegio come se fossi Antani per lei. Con fuochi fatui. E intanto, tiriti la confraternita pulitina. Agriturismo Antani. Ti aspettiamo. www.portoghesiesclusi.net, il sito che personalmente a me fa schifo. Una sera in un bar dell'Havana. Feste portoghesi, feste portoghesi, feste portoghesi. Tore, ti prego, il microfono davanti alla bocca. Sei un giocazzao, Daniele. Allora, siamo ancora a Feste Portoghesi a Villanovatulo e ho da farti una domanda. Quante probabilità ha George Bush di farci credere che le armi di distruzione di massa non erano solo un alibi? Beh, credo le stesse probabilità, Daniele, di sopravvivenza che ha un boscaiolo svizzero nell'isola di Pasqua. Dici bene, geometra Lubina, questa nostra presentazione ci fa capire subito che ci siamo spostati alla grande rassegna degli imprevisti e delle probabilità, organizzata qui a Villanovatulo per finta. È un grosso Monopoli costruito per le vie di Villanovatulo. Tanti turisti si sono catapultati qui a Villanovatulo per seguire l'evento dell'anno, la rassegna degli imprevisti e delle probabilità. No, quindi dicevo è come un Monopoli più grande, in scala più grande, con le vie del paese. Non eccetera. capisco di cosa tu stia parlando, ma diamo la linea alla nostra corrispondente asiatica, Trisha Takanawa. No, scusate, buongiorno, sono il signor Tonti e Trisha Takanawa ha avuto un imprevisto. È dovuta partire in America per girare un nuovo episodio dei Griffin. Ah, capisco. E quante probabilità ha di tornare per la telecronaca, signor Tonti? Più o meno quante ne ha Silvio di essere processato. Oh, capisco, allora magari puoi seguire tu la telecronaca della grande rassegna degli imprevisti e delle probabilità? Ma con vero piacere, amici. Allora iniziamo subito. No, Alla mia destra, saltellando. Signor Tonti, la sentiamo male. Mi giunge ora un messaggio dalla regia, Tore, sentiamo male perché c'è stato un piccolo imprevisto. L'antenna satellitare si è staccata, stanno cercando un antennista satellitare tra l'altro. Un antennista satellitare a quest'ora, il sabato. No, Daniele, credi che abbiamo qualche probabilità di trovarne uno disponibile? Più o meno quelle che abbossi di pronunciare il suo nome al contrario senza sputacchiare almeno un po'. E quindi passiamo a un altro evento. Diamo la linea alla regia, che è meglio. E va bene.
State ascoltando Radio Press e per la precisione, feste portoghesi a Villanova Ma Thulo. quanto mi sto divertendo, Daniele. È il momento della musica vera, Tore. Perché fino ad ora abbiamo scherzato, adesso fa sul serio. Hai ragione, chiedo appunto un grande applauso dei presenti perché grazie. Ci troviamo qui nel piazzale della chiesa parrocchiale di Villanova Thulo. Tore, ti invito a guardare bene perché da qui si gode un ottimo panorama verso il lago del Flumendosa e la vallata sottostante. C'è veramente tanta gente, cari amici, perché stiamo per assistere ad un appuntamento musicale imperdibile. Gli organizzatori di queste feste hanno voluto fare le cose in grande e quindi qui su questo palco starete per sentire ben 5 gruppi musicali che suoneranno 5 generi musicali diversi. Ma Daniele, tutto questo è molto bello, è bellissimo. Sì, indubbiamente. Questa unione, questo spaziare tra vari generi, soprattutto si accontentano tutti gli appassionati, sì. È bellissimo. Che gruppo comincia per primo? No, Tore, stai sbagliando tutto, veramente. Come? Siccome ci sono problemi di tempo, insomma, tempo a disposizione come sai è quello che è, suonano tutti insieme. Come tutti insieme? Sì, tutti insieme, contemporaneamente. Tutti i generi, ma non si capirà nulla, secondo me non... Ma è proprio perché il tempo stringe, io farei subito iniziare i nostri musicisti, dai. caro pubblico, buon ascolto. Io sento fischi. No, se ti concentri riesci a scendere i vari generi. Veramente se mi concentro riesco a sentire un terribile mal di testa. Guarda, sei sempre il solito semplice. Diamo la linea alla regia. Se è colpa mia. Tore Lobina e Daniele De Muro? 2 portoghesi esclusi. E le feste portoghesi di questa settimana, caro geometra Lobina, volgono al termine. Caro collega, caro geometra De Muro, sì. Io proporrei di spostarci qui in riva al lago. Sì, la splendida cornice del Flumendosa. Complimenti. Bello dire splendida cornice in occasioni del genere. Tanta gente in silenzio, già accomodata e titubante anche. Sì, perché sta per accadere un qualcosa di interessantissimo. Villanova Thulo è patria dei poeti, nel senso di Benvenuto Lobina. Noi non vogliamo omaggiare Benvenuto Lobina. Chi vogliamo omaggiare? Noi vogliamo omaggiare Ettore Spina, poeta di Villanova Thulo, che ha cercato anche un po' di copiare Benvenuto Lobina, non ci è riuscito. Però con eleganza, sempre con eleganza. Ha creato uno stile tutto suo. Mentre a Gavoi qualcuno che si chiama Alessandro Valentini leggeva il codice della vendetta barbaricina, qualcun altro che si chiama sempre Alessandro Valentini. Benvenuto, sì, ci saluta. Un piacere, ci un grandissimo. Ciao, grazie. Leggerà per noi delle poesie in riva al lago. Pronto. Splendida cornice. Che atmosfera. E un gran finale per queste grandi feste. Alla settimana prossima. Cari amici, buona poesia a tutti. Bello questo, sembra un po'... Sì, però se lo facciamo leggere magari... Sì, hai ragione. Arrivederci. Ettore Spina, Suoni della mia isola. Se la pecora tossisse, questo cisto non sarebbe così muto. Se la pecora tossisse, il corbezzolo sarebbe meno incerto. Se la pecora tossisse, i miei monti brucierebbero in autunno, ma la pecora ha delle buone difese immunitarie. Feste portoghesi a Villanova Thulo. È un programma di quei mattacchioni dei portoghesi esclusi. Va in onda da Villanova Thulo il sabato alle 12.35 e in replica la domenica alle 11.30 e il martedì alle 11.05. Sito internet www.portoghesiesclusi.net. Indirizzo email topping@portoghesiesclusi.net. SMS al numero 329 9421 652.
Si ringraziano per la collaborazione l'assessorato alla radioattività del comune di Villa Novatulo, regione autoctona della Sardegna, provincia di Viterbo, tutti i pesci che vennero a galla, associazione culturale La Mazza Caffè, ente di sostentamento personaggi Disney, Ministero delle politiche agricole, Ministero dei beni aerodinamici, Ministero di Enrico Ruggeri, associazione culturale La Fedina Penale, assessorato alla perplessità del comune di Villa Novatulo, ente Roger Mina, provincia di Belluno, sottosegretariato, il segretariato del sottosegretariato, la segreteria della Presidenza del Consiglio, organizzazione per la salvaguardia delle chiappe di Jennifer Lopez, Dipartimento Burle del Ministero della Cultura.